insomma. Il mondo cade, odio e violenza penetrano nelle narici, il fettore ti assale, il mare è in tempesta. Dove vuoi andare? Ferma i tuoi passi, arena le tue fatiche e guarda, l'odio è il re e la violenza la regina. Nelle tue mani solo piccolissimi granelli di luce. Non potrai fermare la tempesta. Ferma la tua spada di cristallo. Ciò che mi permette di conoscere, vivere un mondo parallelo che mi appartiene, un mondo che desidero fortemente, che è il mondo dell'altrove. Sento proprio una forte connessione con quello che è l'invisibile e quindi ho sete, vivo la sete di vivere questo invisibile e quindi guardo il mondo con un occhio diverso e mi permette l'arte proprio di camminare a piedi nudi su una terra che vive di luce ma che vive anche di molte zone d'ombra e l'arte mi permette di sperimentare, di cadere, di perdermi anche in quelle zone di ombra, di paura, di dolore che diversamente non sarei mai riuscita a sperimentare, a vivere, a vedere. A metà tra terra e cielo, tra un chicco di grano e una danzante nuvola, vive la tela, per dare senso al mio non senso. Ho avuto sempre molta paura, perché per me la tela è sempre stato un tempio sacro. Fino a che non ho capito che in quel tempio sacro ci potevo entrare a piedi nudi, con profondo rispetto, perché è quel tempio che mi permette di aprire quella porta che questo mondo non può aprire, cioè di entrare attraverso una chiave che questo mondo ci nega e quindi l'arte mi dà quella voglia di entrare nella tela, che è un concetto che io spesso ho rappresentato nei miei lavori, proprio il desiderio di entrare, a volte di perdermi e a volte non avere voglia di uscire. Nelle sue fragilità ma anche nei suoi punti di forza. Questa è una società che comunque non ha pietà e quindi anche in uno dei miei lavori, del ring, la vita, ho voluto rappresentare che la vita di tutti i giorni è un po' come stare sul ring. È una vita che spesso ferisce, è una vita che dà gioie, ma è una vita che spesso ferisce e quindi siamo il risultato delle ferite che portiamo sulla schiena. Io le definisco cicatrici chiuse di ferite aperte e penso che questo possa rappresentare il mio sentire rispetto ad un sistema che spesso non condivido, rispetto ad una società che spesso non condivido, una società spesso cieca che si nasconde, che non vuole vedere, che non vuole sentire, che chiude gli occhi davanti ai pregiudizi, alle discriminazioni, al razzismo, chiude gli occhi davanti a un fratello che cade e non posso accettare che la società scelga il nulla e ho scelto di scegliere e ho scelto di contrastare personalmente in ogni modo attraverso l'arte, attraverso i miei scritti, quella che è una società che spesso vive del nulla o della pochezza fatta solo di materia e amo spingermi oltre appunto quell'invisibile che dà il valore alle cose
e dà il valore non solo alla vita ma a quell'essenza che ci accompagna, che va ben al di là del tempo. Quindi il concetto del tempo è un concetto che io esprimo spesso, il non tempo. L'arte mi permette di andare nel non tempo, a scoprire quello che è il mio non senso. Si va sempre alla ricerca di un concetto di senso, tutto deve avere un senso nella quotidianità, in realtà spesso scopriamo la bellezza del non senso. Quindi una sorta di limbo tra la vita reale e la vita, diciamo, parallela, secondo alcune tesi. Io ho visto nella tua arte e nelle tue opere è proprio un trasferirti anche quasi fisicamente nell'opera. Quest'ultima poi abbiamo avuto modo di creare questa sorta di installazione che permetteva l'inserimento del visitatore all'interno per appunto non appropriarsi solo visivamente ma anche fisicamente dell'opera stessa, quello che in pratica avevi anche desiderato tu. Ecco, adesso abbiamo, diciamo, un attimino visto il tuo modo di esprimerti con l'arte, abbiamo parlato di scritti e su questo argomento approfondisce un attimo Gavino Pugioni. È difficile parlare di lei, ma non perché non si capisce quello che è, anzi si capisce come. Però lei è come quel guerriero che tu credi di essere e fai bene, con quella chiave sempre in mano, e chi ti legge, lo spero, quanto prima, dovrà per forza di cose trarne delle conclusioni. Perché? Perché intanto deve sapere chi è Katiuscia, e lui leggendo ha accennato chi sei, e perché scrivi in questa maniera. Forse leggendo quello che pubblicherai, piano piano ognuno di noi ci arriverà, perché non è facile, perché la cosa che colpisce di più sono, qui l'ho scritto dopo te lo faccio leggere, sono le prigioni dentro le quali ci siamo tutti, indistintamente. Qualcuno è riuscito a uscire, ma qualcuno. Uno su, non lo so, batte la pescata, perché ci siamo. Stiamo cercando di uscire da queste prigioni più o meno civilmente. Tu hai detto il contrario, meno civilmente possibile, purtroppo, ancora lì. Però io leggendole, dopo, le ho lette diverse volte, io sono un emotivo, uno che guarda dentro, e ci ho visto soltanto 2 volte, no? Quella volta e adesso. Ma io faccio così con tutti, comunque. E allora registrati questo che ho pensato, ma che dopo Dio è un pensiero, per carità, non è una critica, ci mancherebbe no. E dico della poesia di Katiuscia Cano: dire e dare, pensare, parlare, nella luce e nel buio, sentire il calore di una mano che stringe la tua, sprofondare in uno sguardo dove madre terra vorrebbe dirti ti voglio bene e tu ti senti impreparato, accarezzare quel puntino nero che ci fa sperare in vita altra e ancora, non finire mai di trasmettere a Katiuscia Cano tutte le emozioni che queste sue poesie mi hanno regalato, incartate, queste emozioni da sentimento. In quell'ascolto, abbracciato al